Bentrovati su Tele4, ore 13, parte culturale oggi, con noi c'è Piero Del Bello, direttore dell'IRCI, bentrovati innanzitutto. Buongiorno a tutti. Per parlare del Museo Istriano dove approda l'arte degli illustratori, quindi illustratori di casa nostra soprattutto, nati qui ma che poi hanno fatto fortuna altrove, insomma tutti rappresentati in questa interessante mostra. Di qui significa insomma Trieste, Istria, Dalmazia e così via. Certamente. Abbiamo tentato un'operazione molto difficile, quasi enciclopedica, cercare di rappresentare quello che è stato il meglio della grafica applicata, l'illustrazione intesa nel senso classico, l'illustrazione del manifesto pubblicitario, le cose belle che la gente, anche a chi non è esperto, anche alla gente comune piace vedere, ma l'illustrazione in senso totale, l'illustrazione per il libro, per le copertine, ogni fascicolo un tempo, anche oggi, ma oggi con un gusto diverso, veniva illustrato. L'uso della fotografia negli anni che vanno dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 50, il periodo che noi esaminiamo, l'uso della fotografia non è molto grande nella parte che serve ad illustrare, a dare colore di immagine in un certo senso a ciò che si vuole rappresentare. La fotografia si usa in un altro modo all'interno. E noi abbiamo dei grandi campioni in queste terre, abbiamo i maestri, il primo, il grande primo è Leopoldo Metliković, che avrà come allievo quel Marcello Dudovic che tutto il mondo conosce. Se pensiamo che un manifesto di Marcello Dudovic, recentemente è stato battuto a Lhasa di Bolaffi un manifesto di Marcello Dudovic che ha raggiunto 100.000 euro, quindi sono robe folli, no? Ecco, Dudovic comunque è amato da tutto il mondo, ci sono collezionisti giapponesi che adorano Dudovic, in America Dudovic è un nome stragrande, ma Leopoldo Metliković è stato il suo maestro, è stato quello che ha iniziato il cartellonismo moderno, quello che usciva dalle pastoie ottocentesche, che partendo da Toulouse-Lautrec con le invenzioni, il Cancan, le Folies Bergère, Cheré, i grandi Grasset, i grandi disegnatori francesi, poi Mucha, il cecoslovacco, ma francese naturalizzato, apriva il mondo a una dimensione moderna, quella sicuramente che era influenzata dal giapponismo. Questo arrivo in Europa dell'onda di Hokusai, le stampe ukiyo-e, che erano degli anni 70, arrivano negli anni 70 dell'Ottocento già in Europa, ma lì pian piano nasce il gusto per questo nuovo stile che sarà lo stile Liberty, l'Art Nouveau, la Secession, a seconda dello stato dove noi ci troviamo. E con noi abbiamo cercato di rappresentare anche questa dimensione attraverso questi maestri, attraverso Leopoldo Metliković, nato a Trieste con qualche origine un po' strana, ma in parte dalmata, in parte istriana, e Marcello Dudovic sicuramente la cui famiglia era di origine dalmata, ma entrambi nati a Trieste. Però a Trieste abbiamo un altro campione, abbiamo Giuseppe Sigon che è coetaneo, amico, un pelino più vecchio di Leopoldo Metliković. Anche lui va fuori Trieste per tentare fortuna, va a Milano lavora alla Tensi, che è una grande casa che è in concorrenza con la Ricordi, Ricordi di un tempo, il maestro, l'azienda maestra dei manifesti, e Giuseppe Sigon sarà quello maestro litografo, perché tutti sono maestri litografi in quegli anni che vanno verso la fine dell'Ottocento. Il maestro litografo Giuseppe Sigon poi tornerà a Trieste e a Trieste fonderà lo stabilimento grafico dentro alla Modiano. Quindi insomma, diciamo così, arte applicata anche all'industria in quel caso. Certamente. E io ho citato la Modiano, azienda che tuttora esiste oltretutto, anche se fa solo carte da gioco oggi, ma un tempo 3 i prodotti insuperabili della Modiano, infatti c'è una pubblicità molto famosa con le 3 dita, le cartine da sigarette, le carte da gioco e lo stabilimento cromolitografico, stampare manifesti, locandine, brochure per se stessi, per pubblicizzare i propri prodotti, ma anche per gli altri. Sono bellissimi i manifesti per il Lloyd austriaco e sono quasi tutti disegnati da Giuseppe Sigon. Ecco, in questa mostra mostriamo cose di Sigon, mostriamo cose di Metliković, mostriamo cose bellissime di Marcello Dudovic, ma soprattutto mostriamo un manifesto inedito di Marcello Dudovic. Inedito non è la parola esatta, perché se è stato stampato vuol dire che edito è stato, ma un manifesto che non si conosce. Tutti i grandi amanti, appassionati, i grandi studiosi, primo fra tutti Roberto Curci, che
più grande studioso, il nostro triestino, che è il grande studioso di Marcello Dudovic, da cui non si può prescindere quello che lui ha scritto, mai visto, ed è un manifesto straordinario perché mostra le corse al trotto a Milano ed è fatto per l'incremento proprio della razza equina, per la difesa della razza equina. È un manifesto molto bello che fa concorrenza e vince la concorrenza con il nostro più grande disegnatore di cavalli nei manifesti, Gino De Finetti. Ha disegnato cavalli, manifesti di equitazione in maniera formidabile. Ecco, Dudovic con questo manifesto ci mostra quanto è capace, con la sua casa Star, perché ad un certo punto è improprio Dudovic, produce con la Star. Ma noi stiamo parlando tanto dei grandi, noi abbiamo un'infinità di artisti in queste nostre terre che è un mare di fantasia, è difficile. Uno, chi avrà voglia di venire a vedere questa mostra che inauguriamo oggi pomeriggio alle 17:30 al Museo Istriano in via Torino 8, ma che sarà aperta poi per un paio di mesi, ogni giorno dalle 10:30 alle 12:30 al mattino, dalle 16:30 alle 18:30 del pomeriggio, entrerà in una dimensione fantastica, perché mostriamo i nostri, anche quelli che la massa non conosce, un nome su tutti, Gustavo Petronio. Chi era costui? Ecco, Gustavo Petronio, per i più vecchi, e noi abbiamo una platea di persone anziane come me che ci ascoltano e ci seguono, per i più vecchi Gustavo Petronio è un nome che tradotto in una sua figura disegnata da lui, tutti quelli più vecchi se lo ricordano. L'Arrigo, l'omino per la pubblicità dell'Arrigoni, che poi c'aveva il gattino. Ecco, Gustavo Petronio inventò l'Arrigo. L'Arrigo che non solo fece la pubblicità per la fabbrica Arigoni, una grandissima fabbrica con sedi in Istria, con sedi a Trieste, sedi in Emilia, ma fece diventare sulle pagine del Corriere dei Piccoli quella figura dell'Arrigo un fumetto. E Gustavo Petronio aveva una caratteristica in più. Quel fumetto divenne cartone animato. Nessuno sa che a Trieste abbiamo avuto un uomo che prima di Walt Disney lavorava su questa novità dell'animazione del cartone. E questo è Gustavo Petronio. Mostriamo delle cose formidabili di Gustavo Petronio, le sue tavole di sfondo per creare le animazioni con le figure. Le tavole restano fisse, le figure si muovono, cambiano posizione, e questo diventa il fotogramma del cartone animato. Ecco, anche questa è illustrazione naturalmente, e Gustavo Petronio poi disegnò vari fumetti. Quindi abbiamo un Walt Disney triestino in realtà. Sì, un Walt Disney triestino con qualcosa di più, che con il beneficio naturalmente della modestia che deve appartenerci, seppe muovere il fumetto prima di Walt Disney, solo che non ebbe fortuna. Trieste non era la piazza adatta. Certo. Infatti sarebbe andato a Milano, e a Milano avrebbe trovato buona sorte perché avrebbe disegnato per il Corriere dei Piccoli, per il cartoncino, i fumetti, ma a Milano soprattutto sarebbe stato l'uomo a cui ancora oggi i cultori, gli studiosi dell'animazione, del cinema e del cinema dell'animazione riescono a citare, pur non avendo notizie, questo vecchio triestino che a Milano è l'unico esperto di animazione, quando ancora non è nata l'animazione in Italia, e lui è l'unico esperto. Certo, insomma, una cosa molto molto interessante, insomma, una vera e propria immersione nell'illustrazione, quello che promette questa mostra al Museo Istriano, quindi da questo pomeriggio, quindi poi tutta l'estate, mi sembra di capire, no? Ma la data fissata di chiusura, per un logico calendario, è attualmente il 30 giugno, ma noi riteniamo che ci sarà la possibilità, perché queste mostre piacciono molto al pubblico, di proroga. Sicuramente sarà la mostra estiva, durerà tutta l'estate. Ecco, mi racconti un po' anche della situazione del Museo Istriano, in parte trasferito già al magazzino 26 del Porto Vecchio, o Porto Vivo come si chiama ora, che tra l'altro è stato oggetto di tanti servizi di Tele4, anche in occasione della giornata del Giorno del Ricordo, dove in diretta documentammo proprio anche grazie a te quello che si può ritrovare lì in una summa proprio tra Museo Istriano, tra quello che era il magazzino 18 in parte trasferito, una vera e propria esperienza. In via Torino cosa resta, cosa ci sarà? Allora, il magazzino 26, questo enorme contenitore culturale, ha un'area dedicata al Civico Museo della Civiltà Istriana Fiumare Dalmata.
Perché razionalizzare lì il civico museo della civiltà istriana fiumana e dalmata? Perché l'esperienza ci ha insegnato una cosa, che in via Torino veniva il mondo a vedere le mostre a piano terra, e non perché erano gratis, ma perché erano belle, perché cerchiamo di dare sempre cose sfiziose al pubblico. Certo. Salire quei 2 piani, sia pur con l'ascensore, per vedere la parte tradizionale, il museo, era difficile. Era stranamente difficile. Tutti però volevano andare a vedere il magazzino 18. Oggi noi abbiamo una fila di richieste, per cui noi ogni giorno abbiamo 2-3 turni di visite guidate al magazzino 18. Tutto su prenotazione, perché continuiamo a fare tutto con i volontari. D'accordo col Comune di Trieste, con l'area cultura, si è deciso, razionalizziamo, perché la gente vuole vedere quello che è il senso, il simbolo della tragedia nostra, Giuliano-Dalmata, di un esodo terribile che ci ha segnato tutti. Io ormai ho 63 anni, non ho fatto l'esodo, ma sono l'esito di quell'esodo. I miei genitori hanno fatto l'esodo e so cosa significa vivere da esule, sia pure a poca distanza da quella che era casa tua e che non sarebbe mai più stata casa tua. E allora, il magazzino 18 crollava, quindi bisognava prendere di peso tutte le masserizie e portarle al 26. Così abbiamo fatto, d'accordo col Comune, ma abbiamo riservato tutta un'area iniziale per metterci il museo tradizionale, quello che ti racconta la storia che precede l'esodo, perché la gente ha capito, ormai tutta Italia, e condividono, che c'è stato un dramma al confine orientale, e il magazzino 18 è il modo più facile per capire questo dramma, perché lì ci sono le cose di quelle case, le cose di quelle persone. Per me vedere le sedie intrecciate in quella sorta di abbraccio di sofferenza, anche se sono solo sedie, per me è un'immagine che ogni volta mi colpisce al cuore, perché vedi la quantità, anche se rappresentata in una parte, di quanti se ne sono andati. Quelle sedie secondo me sono molto evocative. È vero, ogni sedia è una persona, è la cosa che di più evoca l'essere umano che poi è stato sconfitto dalla storia, quella società che è stata spazzata via in un colpo solo, sia pur durato anni, ma che ad un certo punto non ha avuto più niente, ha avuto una dispersione in tutto il mondo. Ecco che allora chi viene e capisce che c'è stata una tragedia e conosce questa tragedia attraverso il magazzino 18, non sa però la storia precedente. Ecco perché era giusto pensare di far entrare la gente in una grande sala che ricostruisse la millenaria storia di queste terre, di questa nostra gente, il contributo che questa nostra gente ha dato non solo alla cultura italiana ma alla cultura europea. Se pensiamo che i linguisti grandi sono tutti dalmati, no? Da Tommaseo in poi, fino all'ultimo, poi Aldo Duro che era direttore degli Africani. Certo. Viene in mente come diciamo, l'arte di chi ha fatto parte di quel mondo e poi se n'è andato, mi viene in mente Missoni nella moda, no? Ma anche altre cose più, virgolette, moderne per far capire da casa, no? Bastianic figlio è diventato un grande personaggio, ma Lidia Bastianic era di Pola, se non sbaglio, no? Quindi anche nel mondo della cucina, addirittura negli Stati Uniti, è un personaggio ed anche lei è parte di quella storia. Non è banale che purtroppo poi se n'è andato anche lui in cielo, che pochi mesi prima di morire Marchionne, figlio di un esule, Marchionne ci chiamò e ci disse: appena posso vengo a vedere il magazzino 18. Ecco la forza, il magazzino 18 che rappresenta non solo il nostro esodo ma tutti gli esodi d'Europa, perché tutti gli altri esuli del secondo dopoguerra in Europa si riconoscono in quelle masserizie, perché solo gli esuli istriani hanno un magazzino 18, nessun altro esodo ha un altro magazzino 18. Ecco il valore universale in qualche modo. Sono state conservate. Perché sono state in via Torino però non resta vuoto, oltre a rimanere lì c'è il potenziamento delle biblioteche, degli archivi storici, abbiamo cose immense ormai. In via Torino diamo come anteprima questa notizia perché ancora la città non lo sa, tra un po' di giorni, ma non molti, inaugureremo la Pinacoteca Istriana Fiumana e Dalmata. Una pinacoteca che sarà permanente e quindi sarà visitabile, un tratto museale diciamo, e sarà cambiabile nel tempo perché abbiamo raccolto talmente tante opere e talmente opere prestigiose che altri musei triestini non hanno di quel tipo. Cito opere di Cesare Dell'Acqua, ce ne sono, ma opere importanti. Presenteremo un Cesare dell'Acqua di 4 metri per 2, un altro di 2 metri per 1. Quindi opere di pittori dell'area che raffigurano... opere di pittori istriani? No, opere di pittori istriani, fiumani, dalmati, giuliani, magari che hanno fatto fortuna altrove, ma che sono nati in queste terre, che sono oppure
di pittori che hanno ben rappresentato queste terre. Andiamo a cominciare con opere del 500 e del 600 per intendersi, Sì, molto importante. teniamo riservato. No, ma è interessante anche per il percorso turistico, viste le grandi mostre che fa il Museo di Voltella e la vicinanza con il Museo Istriano di Via Torino, è un vero e proprio percorso della cultura che si può ben collegare assieme per chi viene a Trieste, oltre che per i triestini. Senz'altro. Allora, io ringrazio tanto Del Bello per essere stato con noi quest'oggi. Grazie. Vi rimando tra qualche minuto per il telegiornale delle 13:20. Tra l'altro anche qui partiremo con un aspetto di una scoperta che però apre, diciamo, nuove investigazioni dal punto di vista archeologico, fatta vicino alla cattedrale di San Giusto, vicino al Melon, come diciamo noi triestini, 4 scheletri di epoca tardo medievale. Tra poco ne parliamo nel telegiornale. Restate con noi. Bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. 4 scheletri umani, uno completo e 3 parziali, sono stati scoperti nel piazzale di San Giusto a Trieste nel corso degli scavi della ditta Archeotest, un'opera preventiva finanziata dal Comune di Trieste in vista della ripavimentazione della piazza antistante la cattedrale. Si tratta di resti risalenti all'epoca tardo-antica o del tardo medioevo. L'intervento viene eseguito sotto il coordinamento di Roberto Michelli, funzionario competente della sovrintendenza. Andiamo a scoprire lo scavo. Scheletri ritrovati all'ombra del Melon. No, non è una battuta, ma quello che effettivamente è stato ritrovato dalla ditta Archeotest dell'archeologo Riavez, che è qui con noi, nel corso di una serie di scavi preventivi realizzati sul sedime di San Giusto in vista del futuro realizzo da parte del Comune di Trieste della nuova pavimentazione della piazza. Scavi realizzati ovviamente in collaborazione con Sovrintendenza e Comune di Trieste. 4 scheletri, uno completo? Sì, tutti gli scheletri sono sconvolti da interventi recenti che si collocano più o meno tra il 1600 e il 1700 e che hanno determinato uno sconvolgimento della superficie della piazza. Gli scheletri quindi sono danneggiati, uno è parzialmente integro, mancano le gambe purtroppo, e altri scheletri sono conservati solo parzialmente. Si collocano tendenzialmente, adesso dobbiamo ancora lavorare un po' sul quadro delle datazioni, però possono collocarsi in un periodo che va tra l'epoca tardo-antica e l'alto medioevo e sono impostati al di sopra di una superficie di marna ributtata che conserva delle tracce di tagli che molto probabilmente sono interventi di spoglio di strutture monumentali di epoca romana che pure in questa zona dovevano esserci. L'esistenza di necropoli tardo-antiche, alto-medievali in questa zona non era sinora documentata. Effettivamente anche in altri scavi che abbiamo fatto attorno zone cimiteriali non le abbiamo sinora individuate, quindi è un dato nuovo e interessante. Quindi anche una scoperta importante. Sì. E ora dobbiamo andare avanti con l'indagine e finire lo scavo degli inumati sostanzialmente, che verranno trattati da un'antropologa che collabora con noi, e questo per ottenere il maggior numero possibile di informazioni circa l'età, il sesso, eventuali patologie e via dicendo. E proseguiremo poi con lo scavo in profondità, quindi al di sotto di questi livelli di marna riportata, che comunque è materiale antropizzato, nel senso che al suo interno ci sono frammenti di laterizio, frammentini di ceramica, perché un obiettivo interessante sarà anche quello di verificare l'eventuale presenza di elementi riferibili all'insediamento preromano, quindi al castelliere protostorico, che abbiamo individuato in scavi precedenti a poca distanza, quindi nell'area antistante il ricreatorio Totti.
Bene, allora ci ha raggiunto in studio il collega Bernardo Gulotta. Ciao Bernardo. Buongiorno a tutti. Perché c'era in discussione alla Commissione Lavori Pubblici del Comune di Trieste la questione tram di Opicina, lavori, ritardi, riavvio della linea, quello che è successo, quello che non è successo, e come sempre quando si parla di tram di Opicina, insomma, si scatena il dibattito. Bernardo, raccontaci tu com'è andata. Quarta commissione consigliare, lavori pubblici, è stato un momento utile per fare il punto della situazione. Premettiamo subito, non ci sono al momento novità rilevanti per quanto riguarda il riavvio della linea, è stato semplicemente fatto un momento di aggiornamento anche con i consiglieri comunali della commissione. Erano presenti i dirigenti del comune di Trieste, l'ingegner Fantini e l'ingegner Bernetti. Qual è il punto della situazione? In questo momento sono in corso a lavoro, il gruppo di studio, il gruppo di lavoro è stato così chiamato, che è composto dall'Anfisa, quindi dal Ministero, dalle Ferrovie dello Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con la Direzione Centrale Infrastrutture e le attività produttive, la Trieste Trasporti e il Comune di Trieste. Tutti questi attori, chi per un verso, chi per un altro, ha un ruolo nel tram di Opicina, la Sfisa perché è Ministero dei Trasporti, le Ferrovie per la conoscenza del regolamento, la Regione perché contribuisce e finanzia proprio la linea del tram di Opicina, la Trieste Trasporti come gestione e il Comune di Trieste come proprietario. Il gruppo di lavoro si è riunito in questo momento 6 volte, tutte via web, più un sopralluogo che era fondamentalmente una prova di trazione specifica per verificare l'utilizzo delle vetture del tram e le fermate fra il deposito e la vetta di Scorcola per verificare la movimentazione delle carrozze, che noi avevamo anche fatto vedere in diretta a Sveglia Trieste con i collegamenti di Gianluca Paladin. La finalità della redazione di questo documento da parte del gruppo di lavoro, come detto, composto da tutte quelle realtà, ovviamente un rappresentante per ciascuna realtà, è la redazione delle linee guida, la gestione di esercizio e manutenzione delle linee tranviarie a scartamento ridotto. Perché? Perché fino a che non verrà disposto questo documento, il tram resta, non più quando sarà ultimato, ma resta sotto le linee guida delle Ferrovie dello Stato. Quindi, come ha detto più volte anche il sindaco, equiparabile alla linea Torino-Lione con il tram di Opicina. Allora, l'Anfisa ha detto, per innalzare il livello di specificità di una tranvia che evidentemente ha delle caratteristiche diverse da un Frecciarossa o anche da un treno regionale, sono state apportate, è stato costituito il gruppo di lavoro e saranno apportate delle prescrizioni specifiche per delle linee tranviarie a scartamento ridotto. Le linee guida sono, come detto, ancora in corso di stesura. Le procedure sono composte da procedure amministrative e poi schede tecniche per la gestione della linea. Sono state preventivate più o meno 8 schede, ognuna si tratta fondamentalmente un capitolo diverso, ne sono arrivate al momento 4, quindi più o meno metà strada. Queste schede contengono le prescrizioni di natura tecnica, le modalità con cui devono essere misurate e realizzate le opere in base alle tolleranze ammissibili. Perché? E questo è un punto interessante affrontato in commissione. Il Comune di Trieste aveva appaltato i lavori per la miglioria delle traversine, dei binari, di tutto ciò che concerne il ripristino della linea, secondo quelle che erano le regole delle Ferrovie dello Stato. Queste regole però non si applicano, come detto, o meglio, non sono applicabili nella pratica a una tranvia a scartamento ridotto con le velocità, gli angoli di curvatura e la pendenza che ha il tram di Opicina rispetto a un Frecciabianca e un Frecciargento. Quindi è stato chiesto di creare questo documento e su questo documento, e qui entra la discussione politica, l'opposizione chiede: non è che tutti i lavori che sono stati fatti prima a fronte del nuovo regolamento dovranno essere rifatti? Allora l'ingegner Fantini ha risposto: forse sì, forse no. Le tolleranze precedenti ci dicevano bisogna modificare, questioni di millimetri e questioni di punti. Anche questo ha voluto specificare l'ingegner Fantini. Non si tratta di dover rifare tutta la linea. L'analisi del gruppo di lavoro è su tutta la linea. I punti identificati 12 da palo a palo, quindi si tratta di qualche metro di segmento preso ad esame, tratta l'ampiezza o lo scartamento di millimetri dei binari o delle traversine o dei gradini. Quindi questi apporti saranno residui fondamentalmente, però indispensabili per rispondere alla normativa. Quindi, per sintetizzare,
il nuovo regolamento servirà per dire: tram di Opicina, tu hai un tuo libretto delle istruzioni, grazie a quello hai tutti i parametri che ti consentono di viaggiare in sicurezza e rispondere a normativa. Vedremo se, una volta ultimato questo lavoro del gruppo di studio, sarà necessario intervenire nuovamente. Non è detto, potrà essere che lo scarto e quindi ammissibile del nuovo documento sarà idoneo ai lavori già stanziati. Faccio un esempio per rendere, come dire, accessibile l'informazione. Se oggi l'opera che è stata realizzata un binario è di 12 mm, ma le normative delle Ferrovie dello Stato dicevano non può essere più di 10, ma la nuova normativa dirà no, a me va bene fino a 12, non servirà a intervenire, certo, perché il nuovo libretto delle istruzioni del tram dirà: per questa tipologia mi va bene che ci sia questo tipo di margine, diciamo così, di margine di manovra. Lavori da rifare, punto di domanda, lo dirà il nuovo regolamento. Lo dirà il nuovo regolamento. Quindi, diciamo, e qui entro in contesto politico, l'opposizione dice: non vorrei che tutto il lavoro fosse stato nullo, fondamentalmente. Certo. Il Comune si è difeso: sì, ma io non ho chiesto un libretto delle istruzioni, me l'ha imposto il Ministero, quindi una volta che il gruppo sarà ultimato vedremo se dovremo fare dei lavori, ma non dipende da un ritardo cagionato dal Comune di Trieste. Questo, diciamo, in sintesi la commissione di oggi. Chiarissimo Bernardo Gulotta, noi proseguiamo parlando di porto, il raddoppio delle tasse sulle merci in arrivo nei porti di Trieste e Monfalcone, rinviato nell'applicazione pratica al 1° di luglio, sarà oggetto di un confronto fra autorità portuale e gli operatori di settore. Sentiamo. Un tavolo di lavoro per monitorare gli effetti del raddoppio delle tasse sulle merci in vigore nei porti di Trieste e Monfalcone, in modo da valutarne gli effetti ed aggiustare il tiro. E quanto ha messo in moto l'autorità portuale per ovviare al malcontento degli spedizionieri in parallelo alla sospensione della misura per 2 mesi. Al momento, infatti, entrerebbe in vigore dal 1° di luglio. Il problema chiave è questo: l'incremento non si applica sul contenitore che effettua il trasporto, ma sulla merce. Dunque, diverse categorie, container piuttosto che semirimorchi ro-ro, potrebbero subire conseguenze diverse sui propri traffici a seguito appunto dell'aumento. L'incremento del 140% rispetto a quanto richiesto finora ha ripercussioni più pesanti soprattutto sul porto di Monfalcone, dove il comparto delle rinfuse rischia di essere più penalizzato rispetto a altri settori merceologici. Ecco perché è probabile che si arrivi a una soluzione di compromesso con gli operatori. La misura, così come prevista ora, dovrebbe produrre un aumento di introiti di poco inferiore ai 3 milioni di euro l'anno, utili a tenere in sicurezza il bilancio dell'autority e nel contempo finanziare le manutenzioni infrastrutturali nei 2 porti. Le tasse nello scalo triestino non vengono toccate da 9 anni. Con l'aumento, stando al presidente Zeno D'Agostino, verrebbero portate a circa metà degli altri scali. Le prime proiezioni parlano di un aumento medio di circa 7 euro a container, ma resta da capire quali decisioni potranno essere prese a seguito del confronto con gli operatori nel prossimo mese. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per le ultime su traffico e viabilità. Tiziana Martini, ispettore superiore al telefono. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno a tutti. Allora, nella mattinata odierna abbiamo avuto varie richieste, vari interventi, ci sono stati anche dei piccoli incidenti, in particolare in Viale Miramare, nei pressi del Civico 121, c'è stato un incidente che ha coinvolto un camion che ha danneggiato un palo di illuminazione pubblica, per cui lì c'è stato un po', sicuramente ha dato dei problemi di rallentamenti in direzione Trieste. Al momento comunque è tutto risolto. È stato un altro piccolo incidente in largo Barriera, anche lì ha causato un po' di rallentamenti ma in fase di definizione. Altre cose per oggi: non sono previste manifestazioni nel pomeriggio, per cui non avrei altro da comunicarvi. Benissimo, grazie all'ispettore Martini per queste ultime comunicazioni. Vi ricordo l'appuntamento con Ring, oggi 21:10 in studio con Ferdinando Avarino, Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, Giovanni Barbo del Partito Democratico, Mirko Martini di Noi Moderati, Paolo Perini di Fratelli d'Italia, Arturo Governa di Azione e Ugo Rossi, candidato di Libertà alle europee. Ci spostiamo per parlare invece della Dunata Nazionale degli Alpini di Vicenza. Domenica la diretta su Tele4 a partire dalle 7 del mattino per tutta la giornata. Vediamo come si preparano i triestini della sezione Guido Corsi. 3, 2, 1.
tutto pronto per questa 95esima adunata? Quali sono le emozioni che provate in questi contesti? Quindi io mi sono congedato dal servizio militare nel 1970, sono socio dell'Associazione Nazionale Alpini dal congedo e ho fatto più o meno una quarantina di adunate, ho partecipato a una quarantina di adunate e quella che ricordo con più piacere è quella di Trieste perché siamo stati protagonisti dell'adunata nazionale e Trieste, benché sia una sezione così piccola, è la sezione italiana che ha organizzato più adunate di tutte le altre sezioni. Ne abbiamo fatte 6 e speriamo di farne 7 quanto prima. E l'adunata si ripete ogni volta, ma ogni volta è una sensazione diversa, perché hai la possibilità di rivedere i compagni con cui hai fatto il servizio militare in quel periodo, di incontrare ancora quei reduci che sono la gloria e il vanto della nostra sezione e soprattutto la cittadinanza che ogni volta risponde veramente con affetto alla nostra adunata nazionale. Quindi partecipare, magari sai, passano gli anni, dici quest'anno non ci vado, sono troppo vecchio e poi all'ultimo momento dici no, devo andare perché è una questione anche quasi d'onore andare all'adunata nazionale. Si è concluso con successo il progetto dedicato ai bambini delle scuole elementari messo in campo dal Teatro Rossetti con l'assessorato regionale all'ambiente. I laboratori e spettacolo sono stati seguiti da più di 1000 alunni. Laura Bucarella. Ci siamo persi! No, ma come? Oltre 1100 bambini delle scuole elementari hanno lavorato sui temi dell'ambiente attraverso il teatro. Ottimo bilancio per il progetto Le Cronache della Discarica, realizzato e prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia grazie al sostegno dell'assessorato regionale per l'ambiente. Il progetto è stato affidato dal direttore dello Stabile Paolo Valerio a Paola Bonesi, regista e autrice che ha sviluppato il lavoro in 2 fasi, i laboratori e la visione dello spettacolo. Lo spettacolo è la fase finale di un progetto complesso che prevedeva 2 momenti. Il primo momento era una serie di laboratori che abbiamo, io e i miei 2 colleghi attori, abbiamo tenuto nelle scuole primarie del Friuli Venezia Giulia sul tema del riciclo per la salvaguardia dell'ambiente e anche il riciclo creativo. Perché a scuola, oltre ovviamente alla parte informativa su come dobbiamo riciclare i vari materiali, era prevista una parte ludica. Il Teatro Stabile si è impegnato nell'organizzare la logistica perché entrambe le fasi del progetto coinvolgessero capillarmente le scuole primarie del territorio regionale. Il laboratorio infatti è stato svolto in ben 11 scuole primarie a Trieste e in 7 istituti della provincia di Udine e di quella di Gorizia. All'attività creativa dei laboratori hanno preso parte 826 bambini, dalla cui fantasia sono nati i buffi personaggi dello spettacolo. Io interpreto Gretel, che è una fantastica bambina terrestre, perché in questo spettacolo non ci sono solo creature terrestri, diciamo, che ha un rapporto speciale con le piante, cioè lei parla solo con le piante. Il mio personaggio è un alieno che arriva da un pianeta molto lontano e lui arriva perché lui è innamorato della Terra e deve monitorare le isole di plastica. Poi non è da solo, ma in realtà c'è anche lei che è una tartaruga marina che si chiama Penny Tart, è una signora tartaruga, quindi parla un po' così, ecco sì, piacere, sono Penny Tart. Bene, ovviamente tutto troverete anche nella puntata di questa settimana del Rossetti proprio su questo tema e sugli spettacoli dello Stabile. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Bene, bentrovati con il telegiornale Meridiano, torniamo a vedere alcuni servizi significativi dell'edizione di ieri sera, in particolare la nuova Maxi Rissa in via Sette Fontane, con attesa anche di possibili provvedimenti circa il bar dove si è innescati, in una zona quella di Piazza Perugino, via Sette Fontane limitrofe, sempre più sotto l'occhio di sorveglianza, sotto la lente di ingrandimento di polizia e carabinieri. Insomma qua, scusate il termine, qua i miei pieni tutti quanti, che non è possibile
che anche il questore non riesce a fare niente in sta piazza. Il teatro dello scontro fra stranieri che esaspera i residenti è sempre lo stesso, quel tratto di 200 metri che va da piazza Perugino al bar Queen di via Sette Fontane. Poco dopo le 23:30 di ieri, l'ennesima rissa che ha svegliato l'intero rione. Stanotte verso le 11:30, 11:40 e la solita gente, quindi c'è i lori fra egiziani, neri e tutto quanto, e si è cominciato a bastonare in piazza e dopo un po' comincia a spostare il Civico 12, che è un bar là, e finirà di picchiarsi anche là. Dopo è intervenuta l'automedica, l'ambulanza, 2 pattuglie dei carabinieri e la gente dalle finestre che si sentiva zigar forte e che doveva finirla, basta. Al netto dei dettagli sulle nazionalità dei contendenti, il 118 conferma l'intervento sul posto di ambulanza e automedica. Alcuni fra i coinvolti a quanto pare hanno rifiutato le cure. Solo un giovane è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara per contusioni e ferite superficiali. Nel frattempo l'ennesima protesta dei residenti dalle finestre, stavolta limitata ai basta o ai non ne possiamo più. 2 sere fa invece si era passati alle vie di fatto. Niente, l'altra sera la gente che vedemmo che trovava le uova verso sta gente qua, uova, acqua, anche là dopo sono intervenute altre 2 pattuglie dei carabinieri e niente, ogni sera così qua. Non sembra bastare dunque il rafforzamento dei pattugliamenti di polizia e carabinieri e addirittura la presenza della camionetta dell'esercito in piazza Perugino, tanto che il nostro telespettatore spiega come si auspichi addirittura che Diciamo noi, al limite ciò che la recinti come giardino pubblico. Al netto dei suggerimenti si profilano nuovamente tempi duri per il disco bar Queen di via Sette Fontane, teatro dell'ennesimo episodio violento. In effetti l'esercizio pubblico era già stato chiuso dal questore per 12 giorni nel febbraio scorso a seguito di un'altra rissa in stile Far West. Non si esclude che il locale, che riporta anch'esso le ferite dell'ultimo scontro, subisca nuove pesanti conseguenze. Vertenza a Varsila, incontro organizzativo ieri tra sindacati, multinazionale finlandese e MSC, con un tema però ancora rimasto irrisolto, spinoso, la questione del numero degli esuberi. Al momento attuale non siamo in grado di dire quanti sono le persone che vanno in MSC e quanti rimangono in Piazza d'Italia. Questo è il punto, siamo il giorno 9 maggio, abbiamo intenzione di chiudere tutto entro il 30 giugno. Nel doppio incontro dei sindacati con Varsila e MSC nella sede di Confindustria si entra nel vivo dell'acquisizione dello stabilimento di Bagnoli da parte del colosso navale italo-svizzero e subito scoppia il caso del numero esatto degli esuberi e quindi del numero di lavoratori che dovrebbero essere trasferiti a MSC, dato sul quale, riferiscono i rappresentanti dei lavoratori, l'azienda finlandese è stata piuttosto fumosa. Rispetto ai dati che sono stati enunciati, sembra che ci siano 295 esuberi, ma le persone che attualmente sono in solidarietà sono un numero ben inferiore e sappiamo che l'azienda ha sempre detto che la base di partenza è riferito al numero delle persone in contratto di solidarietà. Per quanto riguarda gli esuberi che Varsila intende trasferire ad MSC, anche lì c'è stato un bailam un po' di numeri che non ci ha sicuramente permesso di dare un giudizio chiaro. Sarà un punto assolutamente da chiarire perché insomma non possiamo permetterci di dare i numeri da questo punto di vista. La ballano 35 persone, l'azienda un po' non è stata in grado di chiarire, su questo vigileremo fino in fondo come abbiamo fatto fino ad oggi. Ma ci sarà ancora molto da discutere su altre questioni centrali dell'operazione a partire dal piano industriale e dal nodo dei salari e dell'inquadramento dei lavoratori. È un piano industrialmente importante. Per quanto riguarda invece l'assunzione dei lavoratori, loro parlano che è una ripartenza da zero, pur avendo dato delle aperture. Noi adesso su questo dovremo approfondire perché chiaramente l'obiettivo nostro è quello di mantenere più istituti possibili. Il trasferimento dei lavoratori è quello che sarà argomento dei prossimi incontri, tema fondamentale che saranno il salario, le garanzie, quindi i diritti. Su questo ci sarà sicuramente un confronto serrato a partire dal prossimo 28 maggio, quando è pianificato il prossimo incontro.
Allora parliamo anche della questione Barcola, accesso ai disabili per la futura estate. Sentiamo le parole della consigliera Richetti dei 5 Stelle, ma anche la replica del Comune sulla questione approfondita ieri dalla nostra Laura Buccarella. Io ho cercato di avere un sopralluogo già da marzo che ho richiesto, un sopralluogo che andasse a consentirci di vedere lo stato dei lavori. Le ultime giornate di pioggia hanno fatto slittare ai primi di giugno il sopralluogo a Barcola richiesto dalla consigliera dei 5 Stelle Alessandra Richetti, che oggi ci ha accompagnato ai Topolini per mettere in evidenza alcune segnalazioni in merito all'andamento dei lavori di ripristino del lungomare danneggiato dalle mareggiate d'autunno. Richetti parte dall'accessibilità al mare da parte delle persone con disabilità, attraverso la rampa che però ad oggi risulta ancora coperta di detriti. Una delle domande che volevamo fare e che una prima rassicurazione era venuta via stampa era stata: ma ci sarà la possibilità per i disabili di arrivare al mare? Attualmente a metà di maggio praticamente questo non appare ancora possibile, nonostante le rassicurazioni che sono state fatte anche dall'assessore Lodi. Richetti segnala ancora il possibile problema della mancanza di servizi igienici, vista la chiusura ancora per l'estate di 4 Topolini. Col mio sopralluogo volevo anche sollevare quello che è il problema dei servizi. Chiaramente, siccome un certo numero di strutture rimarrà chiuso, molto probabilmente la gente si riverserà sul restante della costiera. Non si fa attendere la risposta dell'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi. Pur con il rallentamento dei lavori dovuto ai tanti giorni di pioggia dell'ultimo periodo, la rampa per i disabili sarà pronta per l'estate. A rimanere chiusi saranno solo i Topolini quarto, quinto, sesto e settimo, 4 su 10, mentre i terrazzamenti saranno tutti aperti, a prescindere dalla chiusura della struttura sottostante che, è stato verificato, in nessun caso risulta pericolante. Quanto ai servizi, è già stata finanziata e predisposta l'installazione di bagni chimici. Anche il consigliere comunale di Insieme Liberi Ugo Rossi correrà alle elezioni europee con la lista Libertà, lista che fa fra le sue priorità pace, libertà, scelta degli individui e contrasto ai colossi finanziari europei. La sua candidatura invece alle europee con la lista Libertà, ci presenta un po' le priorità di questa lista? Una politica libera proprio da questi conflitti di interesse, da queste lobby di potere che praticamente hanno sostituito la politica con dei burattini finanziati che eseguono gli ordini e che poi attuano dei piani, delle agende come l'agenda 2030, questa agenda green che ci impone delle direttive che i cittadini non vogliono. Io lo dico da professionista, no? Prima si è parlato di burocrazia. Io dopo 4 anni di partita IVA che ho aperto, da giovane partita IVA, veramente mi viene voglia di chiuderla, perché un ingegnere oggi è diventato un burocrate, come anche col 110, ti fanno passare la voglia di lavorare. E queste sono tutte delle direttive che servono semplicemente a occuparsi di cose che i cittadini vogliono occuparsi vogliono risposte sulla salute, sui servizi al cittadino, vogliono pagare meno tasse, vogliono avere meno burocrazia. Invece qua fanno tutto l'opposto. L'Unione Europea veramente ci impone queste direttive, come la Bolkestein, che adesso il Consiglio di Stato con l'ultima sentenza ha detto chiaramente che bisogna togliere le concessioni agli ambulanti, ai balneari, c'è anche il problema dei taxisti, quindi le licenze, questo è uno degli obiettivi della nostra azione politica, quindi portare la libertà politica dentro le istituzioni. È tutto per questo telegiornale, questa sera 19:30 il TG della sera, poi alle 21:10 Ceringhi. La partita di questa sera della Pallacanestro Trieste, gara 3 con Torino, sarà visibile domani, sabato alle 15:45 su Tele4. Restate con noi.